Buonasera a tutti, Visti TV, il tenore de oggi, di 13 de Triula già due missa e 20 Kimbe, che stiamo cominciando questo mese pure, che lo stiamo cominciando. Ma andiamo a vedere come si presenta oggi a 10, che lui è bello, questa bella nughetta appare una pittura veramente, come si prende, pare che incappa tavolato più al depuda e chi viene in alto in che lo Kukusan Zaida, insomma, una cosa bellissima. Bene, abbiamo caricato la fotografia, ecco questa è l'eposa curso. Ecco, ma andiamo su la valle di Motenonarata, poi è Cocculateggio, viene dalla Sastrese, poi nel Musta Carchigutio de Abba, dai Salvato a Sassese e poi torna a Cocculato. Casa, perché Napoli, sole preno tutto da via, viene da Sastrese e poi coccolato da Sastrese in poi, ma non mette, insomma, tanto da 34 gradi massimo, 22 gradi il minimo. Oggi invece 33 al massimo, 22 il minimo. Bene, andiamo a stoccamento, va bene, cominciamo dal custo, la canzone di Publio Dui. Il comune di Lula presentano la scansione del Publio Dui, porta ai saluti all'amministrazione e modera il dibattito Pietro Pittali, il vice sindaco e assessore alla cultura, poi il professor Dino Manca, docente di filologia della letteratura italiana presso l'Università di Sassari, dialoga con il professor Simone Pisano, docente di glottologia presso l'Università per stranieri di Siena, e Luciano Pira, giornalista della Nuova Sardegna. Interventi in lettura dinamica a cura di Teresa Loi e Antonio Marras. Lula, 4 luglio 2025, Biblioteca Comunale, ore 19. Bene. Però Cras abbiamo un appuntamento pure in bici che è scosto 4 luglio dalle ore 20:30 presso il sito archeologico Romanzesu a cura dell'assessorato dell'associazione, scusate, Impronte di Storia, relatori Alessandro Azzeni e Sandro Garau, poi questa osservazione del cielo con i telescopi con l'associazione astronomica nuorese, programma 20:30, conferenza del cielo degli antichi, 21:30, osservazioni ai telescopi raccolti tra miti e astronomia. Bene, andiamo poi a Saesta, a Suprando, Santo degli Due, che este sabato e domenica, sabato Kimbe, domenica Sese, su sabato 0 bisogna usare scordas e ortatos e pezzi in umido, a San 9 Betty e Mario in concerto, domenica Sese a mezzodì sa missa, a Sa 1 pranzo comunitario e a Sabato corsa di bambini, corsa di pezzino, ecco qua, così si manifesta di Betty e Mario. Andiamo da innanzi, e va bene che avete il mentovo del santo che lo brincamos, e in luvola su Kimbe, parigliasa, in luvola Kimbe de Teola, dove si 20 Kimbe, la pariglia di località Santo Nicola a Bortaidie, sa Schimbe, e però Romanzano per su convegna, Saldecchia e Mesa, in su Salone Moreto. Questo l'abbiamo già visto, non abbiamo usato lo stoccamento del costo, le memorie e l'imba degli emigrati al vaglio dell'intelligenza artificiale. Il progetto Mannicos, come è cambiato nel tempo il sardo della diaspora, cioè adesso che sono in Forasa, il corpus di sardo della diaspora interamente lemmatizzato e annotato ha consentito di portare avanti analisi con un approccio statistico quantitativo fino ad ora carenti nell'ambito della linguistica sarda. Il grottologo e linguista Simone Pisano è di casa a Nuoro, è abituato a fare la spola con la Toscana, dove insegna linguistica del contatto all'Università per stranieri di Siena. È lui che da anni segue il progetto Mannicos de Memoria
in lingua dal sudisterro, assaggi di memoria in lingua dalla diaspora, ora in fase di ulteriore sviluppo. Si conferma Pisano, mentre si conferma Pisano, mentre in un attimo di pausa passeggia al Corso Garibaldi. Ora procediamo all'informatizzazione delle memorie dei sardi emigrati nel continente italiano e francese, frutto di un lavoro di raccolta avviato negli anni 2008-2010. In quel periodo la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, la FASI, ottenne un finanziamento dalla Regione Autonoma della Sardegna per raccogliere attraverso interviste audio e video le memorie dei sardi dei circoli presenti in Italia e in Francia. Il risultato di quel lavoro è una raccolta di dati davvero poderosa, di grande interesse non solo linguistico. Si tratta infatti di registrazioni audio e video di parlato semispontaneo. Ogni intervista ha una durata media di 35-40 minuti. In quell'occasione si decise anche di trascrivere il 15% delle interviste raccolte. Registrazioni e trascrizioni, pur non ancora pubblicate, sono state digitalizzate in modo da essere accessibili senza più il supporto dei CD o dell'USB. Le prime ricerche hanno visto la collaborazione di Simone Pisano con Valentina Piunno, Università di Bergamo, e Vittorio Ganfi, Università di Bergamo. Dopo la prima fase è emersa l'opportunità di procedere ad un lavoro più sistematico di informatizzazione di questi dati, fondamentali per studi teorici sul sardo, ma anche per la compilazione di lessici di frequenza e grammatica da utilizzare a scopi didattici. Ecco perché dal dicembre 2023 la FASI, in stretta collaborazione con le università straniere di Siena, ha attivato un assegno di ricerca cofinanziato al 50% dalle istituzioni, intitolato Trascrizione, annotazione e informazione del corpora di parlato spontaneo del sardo della diaspora Mannigos de memoria in lingua del disterro. Il progetto, eccetera, eccetera, sono servito pure della intelligenza artificiale. Una bella ricerca questa, Purtroppo è scritto sardo già da pure su disterro qui, no, in Sardegna. L'Università di Tor Vergata, Veneto e provincia di Trento, in cima alla classifica della qualità della vita. La Sardegna è la prima nel sud, 10° posto nazionale. Tra le voci negative il disagio economico delle famiglie. Autonomia nelle faccende di tutti i giorni, dalla spesa alle pulizie a casa, passando per una passeggiata in centro, ma anche preoccupazioni, ansia e dolori fisici. La Sardegna è al 10° posto nella classifica nazionale della qualità della vita collegata alla salute. Lo dice il 13° rapporto CREA Sanità dell'Università di Roma Tor Vergata. Lo studio, condotto con il contributo di 107 esperti del Servizio Sanitario Nazionale, ha valutato la qualità della vita determinata da 5 dimensioni: capacità del cittadino di svolgere da solo attività quotidiane, prendersi cura di se stesso, soffrire di ansia o depressione, provare dolore fisico, capacità di muoversi in maniera autonoma. E inoltriamo il versetto 10. Commentiamo deve essere il 10° ribastante chi vivete tappato entro da un appartamento e non ha manco un loca e non per scambiare poi da una cesaia. Focolai in aumento, la dermatite bovina fa sempre più paura. L'annuncio di Bartolazzi è esatta, pronte 300.000 dosi di vaccino. Speriamo in buono. I sindaci e le organizzazioni nel pieno dell'emergenza. Servono ristori immediati. Cioè, ormai questa parola ristoro, come inventata sul governo Conte, è diventata di uso comune. Ristoro, cioè in denari, non in bibita.
L'anticiclone non molla fino alla prossima settimana, ancora temperature record. Migliaia le richieste d'aiuto al numero verde del Ministero. Intanto, stop al lavoro pesante sotto il sole. La Regione può estendere l'ordinanza. Dopo l'edilizia, agricoltura e l'ordinanza regionale che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nel settore agricolo, florovivaistico e lavorativi. La regione infatti dice che sono in corso tutte le verifiche normative e di fattibilità. Dunque a breve potrebbe arrivare una risposta anche per i lavoratori dei settori non inclusi nell'ordinanza numero 1. Vabbè. Namada innanzi, Mattarella premia il Top Gun, addestrati al 10° anno. Va bene. Dermatite dei bovini, 300.000 vaccini e una task force al lavoro sul campo. Bartolazzi in un mese. Lo di Siena parla gara rinviata a causa Buttapuzzu, Titia e andiamo pagina 3, categoria 3, alcolook, stop alla guida per chi ha bevuto troppo. Firmato il decreto, tempi duri per chi si mette alla guida con troppo alcol in corpo. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ieri ha firmato il decreto che dà avvio all'uso dell'alcolook, il dispositivo che, se il tasso alcolico del conducente fosse troppo alto, impedirebbe all'auto di partire. Il decreto definisce caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo e dà linee guida precise agli automobilisti e alle officine autorizzate per il montaggio. È una delle novità più significative introdotte dal nuovo codice della strada in vigore dal 14 dicembre. Praticamente che pone questo dispositivo che impone questo dispositivo, poi naturalmente a sapere la maniera può ingannare, ma comunque tanto buono già che rispende il denaro. Con l'alcolook il motore del veicolo si accenderà solo se il livello di alcol di chi guida sarà pari a 0. Il nuovo codice rende obbligatoria la sua installazione per chi è stato già trovato con un tasso alcolico superiore allo 0,8 grammi a litro. In sostanza, i recidivi potranno usare solo veicoli che siano forniti di questo dispositivo. L'alcolook può essere installato su diverse categorie di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Inoltre sono previsti obblighi specifici per i produttori che dovranno fornire istruzioni dettagliate per il montaggio, uso e manutenzione. Gli installatori dovranno applicare un sigillo per prevenire ogni manomissione. Quindi solo a chi è l'intento guidare alcolizzato. Bene, nomada in antesi, fine vita, parte l'iter in Parlamento, ma sulla legge è subito scontro. Il Servizio Sanitario Nazionale non è coinvolto. Forza Italia apre a emendamenti. Cioè in pratica sia in Sardegna sia in Italia insomma sono discutendo di questa legge appunto sviluppa l'eutanasia del fine vita. In Parlamento parte l'iter del disegno di legge sul fine vita e con l'adozione del testo base in commissione al Senato prende il via anche il braccio di ferro tra i partiti. La disputa inizia nella seduta
delle commissioni congiunte giustizia e affari sociali, dove il primo passo del DDL viene votato solo dalla maggioranza. Le opposizioni invece si schierano contro e ora la sfida è tutta sugli emendamenti, con la scadenza per la presentazione delle proposte di modifica fissata per martedì prossimo. E quindi ci sono i scannanni su di questo. Andiamo a un pacco di politica internazionale, cessate il fuoco per 60 giorni. Hamas sta valutando la proposta e speriamo che si arrivi a attaccare chi cosa, ne si pronuidere la stente morin, non si die, che non hanno manco l'occhio, prusi non ve lo interrare, proprio questo manzani i saradi per ascoltarne chi in Gaza non va pruso Camposanto, non va l'occhio non ve lo interrare, addirittura sono cominciando a esponere in fossa comune, cioè in tomba di terra comune. Hamas sta esaminando la proposta di il fuoco di 60 giorni nella striscia di Gaza, durante i quali si terranno negoziati per una pace duratura. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato la bozza di accordo avanzata attraverso i mediatori di Qatar ed Egitto, ha fatto sapere che Israele ha già accettato. Anche Hamas si è detto pronto ad un'intesa sulla tregua, ma ha sottolineato che questa deve portare alla fine completa della guerra nella striscia, punto su cui Tel Aviv non ha dato la parola di volersi impegnare. Gli Stati Uniti tagliano a Kiev e ne sono contento, chiaramente sono russo. Tagliano a Kiev forniture di armi e missili antiaerei. Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune forniture di armi all'Ucraina, inclusi missili antiaerei. Lo ha confermato la Casa Bianca in seguito a notizie di stampa. Washington ha espresso preoccupazione per il calo delle proprie scorte di munizioni. Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione del Dipartimento della Difesa sulla assistenza militare fornita dal nostro paese ad altri paesi di tutto il mondo, ha dichiarato la vice addetta stampa della Casa Bianca Anna Kelly. Vabbè. E questa è l'ultima nuova de oggi. Terminamos quindi questa sigla di Tancatura. A menso vedere e di buona tutto da Ebisti TV. Adioso e menso la casa.